Boh. Venerdì 26 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino, titolo a piena pagina dedicata al Giro d'Italia che è arrivato in provincia di Belluno. Questo è il titolo: arriva il Giro d'Italia, vince Zoldo, strade perfette e paesaggi stupendi, la valle spesso dimenticata è stata protagonista della prima tappa bellunese. I corridori hanno attraversato anche Alpago e Cadore, oggi partenza da Longarone e arrivo alle Tre Cime. Anche il meteo ha strizzato l'occhio al passaggio del Giro d'Italia in provincia. Ieri la carovana rosa è entrata nella nostra provincia transitando dal Cansiglio per scendere a Longarone, toccando per la prima volta nella sua storia Soverzene e risalire poi verso le montagne Zoldane via Cadore, traguardo volante a Pieve. Oggi quella che potrebbe essere la tappa decisiva del Giro. Da Longarone i ciclisti passeranno per Belluno e punteranno i passi dolomitici fino alla cima Coppi del rifugio Auronzo alle Tre Cime. E la foto di copertina è appunto dedicata allo Zoldano. Sul traguardo di Palafavera la spunta il vicentino Zana. Vediamo un panorama con il meraviglioso Pelmo e la carovana. Battaglia in salita all'ombra del Pelmo. Il Pelmo ha dominato buona parte della parte conclusiva della tappa, arrivata appunto in Val di Zoldo. Il sindaco dei Pellegrini partirà da qui il nostro rilancio. Poche ore sotto i riflettori la speranza di un ritorno in termini di immagine e un lavoro durato mesi, così Camillo De Pellegrini spiega l'attesa in Val di Zoldo. Cibiana, la grande festa e il gemellaggio con lo sci, striscioni, tifo da stadio e tanta passione, così in migliaia hanno aspettato il passaggio dei ciclisti lungo le impervie rampe che portano al passo Cibiana. Davanti alla TV le perle delle Dolomiti per milioni di spettatori e a un altro richiamo per quanto riguarda sempre il Giro d'Italia: attacco cardiaco salvato un tifoso, promosso a pieni voti il piano sanitario messo a punto dal primario del pronto soccorso di Pieve Giulio Triglio e presentato dal commissario Giuseppe Dalben. Un 63enne che stava aspettando il passaggio dei ciclisti si è sentito male ed è stato soccorso anche dal personale della Croce Verde e trasportato con falco all'ospedale di Belluno. Sanità, altri 25 infermieri a tempo indeterminato. Questo è un ulteriore richiamo che troviamo nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. Altro sport in prima pagina: sci alpino, 2 gare di supergigante sulla pista volata, la Coppa del Mondo al San Pellegrino. Sovramonte, inaugurata la nuova palestra delle scuole e ancora l'accordo edili, il nuovo contratto con bonus e premi fedeltà, lunga trattativa Francia e sindacati per il rinnovo del contratto che sarà più ricco per rendere più attrattivo il mestiere. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, una pagina interamente dedicata al Giro d'Italia che è in provincia di Belluno. Diamo uno sguardo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, in questo caso la notizia messa in primo piano che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino. Parla di lavoro, edilizia, il premio fedeltà contro la fuga degli operai, siglato il nuovo contratto provinciale. E la foto di copertina ovviamente è sempre dedicata al Giro d'Italia, entusiasmo tricolore in Val di Zoldo, il giro al cospetto delle Tre Cime. USL numero 1 faceva benzina con la carta dell'azienda, licenziato. Sovramonte, taglio del nastro alla palestra di Sorriva dopo 11 anni. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi: Cortina, domani apre la funivia della Gazzuoi, è il via dell'estate. Apre domani la funivia della Gazzuoi, si apre la stagione estiva di Cortina dalla settimana dopo gli altri impianti. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale, poi ci concentreremo sui fatti bellunesi che ovviamente saranno dedicati per lo più al Giro d'Italia. Siamo a pagina 2, emergenza clima, l'Europa con la Romagna, von der Leyen tra gli alluvianati con Meloni, ho il cuore spezzato, pronti gli aiuti UE, il CDM stanzia 8 milioni per Marche e Toscana. Decisione sul commissario a giugno, assist di Bonaccini, Giorgia e Seria, l'ira della Premier contro i suoi governatori, pensate alla nomina mentre ci sono i funerali, si pensa a Dell'Acqua, Curcio e all'ipotesi dei 3 presidenti di regione, ma la maggioranza è divisa.
E sempre a proposito dell'emergenza climatica, la grande discarica a Faenza e Forlì, dopo l'acqua crescono le montagne di rifiuti, tra angeli del fango e ladri mancano le ruspe per smaltirli, troppa immondizia, serve aiuto prima che arrivino i miasmi. Come si può vedere, ecco qui i rifiuti depositati, una montagna ovviamente dei rifiuti come conseguenza di questa immane alluvione. Io, rider licenziato per essere andato a spalare fango in Emilia-Romagna, intervista a Marco Santacaterina, 24 anni, di Marano Vicentino, faceva consegne durante il weekend per una pizzeria di Thiene. Un'intervista la troverete a pagina 5. Fuggirai nel giorno delle nuove nomine, l'addio di Lucia Annunziata, non condivido nulla, polemiche per l'astensione in CDA del consigliere del Movimento 5 Stelle, il PD un brutto segnale. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano la politica, l'altolà di Mattarella, troppi decreti con emendamenti spesso fuori tema, il capo dello Stato convoca La Russa e Fontana, vuole frenare un fenomeno che sembra sfuggito di mano. Parliamo adesso invece delle notizie che riguardano il Veneto, prodotti in Italia, i FAS vietati negli Stati Uniti, testimonianza in aula dell'avvocato americano Billot che ha vinto la class action contro le aziende produttrici di perfluoroalchilici. L'autorità americana ha ridotto i limiti, così 3M e DuPont si sono fermate. Nello stesso periodo Miteni ha raddoppiato produzione e fornitura di PFOA e PFAS. Sempre dal Veneto, l'autonomia continua a dividere i sindacati, ostili e artigiani favorevoli, no categorico della CGIL, ostilità della UIL, CISL possibilista, bocciatura dall'Europa e dal Movimento 5 Stelle anche a nome di Fratelli d'Italia e Forza Italia. E sempre dal Veneto, l'edilizia popolare arranca nel Veneto, oltre 8.000 famiglie attendono una casa. Fra tutte le province ci sono quasi 6.000 alloggi sfitti. Ostanel, rivedere la norma dello 0,4% destinato alla regione. Diamo uno sguardo quindi a questo grafico che rappresenta il problema della casa nel Veneto, alloggi pubblici sfitti con il colore arancione per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube e rosso, famiglie in attesa di un alloggio di edilizia pubblica residenziale. Il valore totale in Veneto è di 8.868 famiglie in attesa di un alloggio di edilizia pubblica residenziale e sono 5.963 gli alloggi pubblici sfitti. Per quanto riguarda la provincia di Belluno, 332 le famiglie in attesa di un alloggio, 211 gli appartamenti, gli alloggi sfitti. E adesso passiamo appunto alle notizie prettamente bellunesi. Siamo a pagina 17, economia, edilizia, tanto lavoro, poco personale, le aziende puntano sul premio di fedeltà. È la novità più importante del nuovo contratto provinciale. ANCE, vogliamo rendere il nostro comparto più attrattivo. Caro energia, negli impianti il governo stanzia 11 milioni, il ministro Calderoli, vicinanza e realtà di eccellenza per i territori montani, la somma sarà messa a bando, servirà per coprire i rincari in un inverno record. Per quanto riguarda la sanità, pronto soccorso, più di 1 milione per coprire i turni medici vacanti. La Achesis di Portogruaro dal 1 giugno al San Martino. Nel frattempo l'USL numero 1 assume altri 25 infermieri. Il commissario Dalben, avanti tutta per risolvere la criticità al più presto. Il caso benzina con la carta aziendale, licenziato dipendente dell'USL, in un primo momento l'uomo era stato sospeso, ora la decisione più severa per l'azienda. Il fatto mina fortemente i principi di lealtà e la fiducia reciproca. Notizia di spalle, altro fatto di cronaca giudiziaria, anziana tormentava la famiglia di vicini con coltello e cesoie. Siamo a pagina 22, acrobazie su 2 ruote nelle corsie del San Martino, piccoli pazienti in festa. Successo ieri all'ospedale di Belluno per l'iniziativa di Alvaro Dalfarra e Mattia Catapan. I bimbi del servizio odontoiatrico e della pediatria si emozionano per lo spettacolo di freestyle. Palazzo Rosso, mozione sanità dell'opposizione, c'è il PD, la maggioranza dice no. Nicolini è un documento tecnico, i partiti la mettono in politica, era l'occasione per essere uniti. Lega, Fratelli d'Italia e le civiche porteranno un loro ODG, mettere le bandierine ci fa solo del male. Passiamo a Feltre, manutenzioni e pulizie, già 8 adesioni al progetto, Virtus Nemeggio impegnata nel cimitero frazionale nell'area della piazza, Zanella della Dinamo Vellà e l'amministrazione e associazioni sono più vicine. Notizia di spalle, sempre da Feltre, la montagna terapia in Val di San Martino grazie a Lions e CAI, domani alle 14.30 il trekking di comunità con partenza da Vignui, aperto a tutti. Maratona della lettura, stasera all'Officinema, incontri con Ammaniti. E continuiamo con pagina 25, il caso calci a un carabiniere per evitare l'etilometro, paga e fa volontariato. Ubriaco su un furgone, era stato arrestato in Campo Giorgio, l'uomo aveva provocato contusioni da 21 giorni di malattia.
Notizia di spalle, meccanico preso a pugni e minacciato in officina, mando qui la finanza, ha aggredito un professionista ad Arsier. Altre notizie brevi, Cesio Maggiore, Sentiero dei Bastiani e Bivacco Bosche dei Boi resi sicuri e sistemati. Dal Basso Feltrino chiesti 34.000 euro a un padre separato, fatto di cronaca giudiziaria. Rimaniamo nel Feltrino, siamo a Sovramonte, inaugurata la palestra a Sorriva, struttura moderna e sicura. Il sindaco Dalla Torre, trasportare qui le travi di 24 metri è stata un'impresa, l'oro olimpico Galtraossa, rispettare il bene pubblico è la prima vittoria. Sedico sorpassa con il furgone, provoca un incidente, scappa e va a processo. Un uomo è finito in tribunale per omissione di soccorso, oltre che per violazioni al codice della strada, atteso il risarcimento danni. Sempre da Sedico prende forma la ricca offerta delle attività estive delle associazioni. E continuiamo con Canale d'Agordo, mercoledì in consiglio l'ufficializzazione delle deleghe, il sindaco Murer ha deciso Lucchetta sarà la sua vice e Deprà l'altro assessore. Al Pago a Santa Croce, Veladei battezza l'estate 2023, la LNI chiama i giovani sul lago. E ancora da Chiese le eccellenze di tutto il territorio per una giornata tra gusto e cultura, tutto questo al mercatino manzoniano. Ancora l'appuntamento il 3 giugno al Palasport, un concerto di cori apre la parte estiva delle cerimonie per il 60° del Vajont. Passiamo a Cortina, apre la funivia del Lagazzo e la conca va in modalità estate. L'impianto porta ai trekking d'alta quota e al museo all'aperto della Grande Guerra. In Tofana ci sarà anche un sentiero in memoria della maestra di sci Giulia Ramelli. Domeggia, acquedotto Val Bieggia, addirittura d'arrivo lavori per 426.000 euro. E siamo ancora in Cadore, Calalzo, De Carlo rassicura quella di Lagole. È solo rievocazione storica, il sindaco smorza la polemica innescata da due parroci, nessuna volontà di sostituire i valori della cristianità. Notizia di spalle, Domegge vende la casa coniugale, l'ex moglie e l'agenzia lo accusano di truffa. Continuiamo con Vigo, le Dolomiti, le montagne di Venezia, no, sono mie, nostre cadorine bellunesi. La sindaca Calligaro, polemica per le striscioni sulle strade del Giro. Va bene il marketing, ma così si feriscono quelle persone che qui vivono e lavorano. Alla riscoperta delle tradizioni, collate come filo conduttore, domani sera a Palazzo Pellegrini siamo a Lozzo di Cadore, la presentazione del docufilm di Nelio Grandelis, un lavoro accurato e lungo portato avanti coinvolgendo l'intero paese, ma non solo. Dalla rubrica Cultura e Società il film Billy, sentimento e umanità di una ballata al chiaro di luna. E ancora per la rubrica Giorno e Notte il treno delle Dolomiti, gioiello in miniatura, modellismo ferroviario protagonista a valle. Domani e domenica la mostra a scambio dedicata agli appassionati, presenti anche foto, documenti e video sul tracciato bellunese. Domani la Lungardo in Fest, musica e gastronomia, così Società Nuova si apre alla cittadinanza. E adesso lo sport, il calendario della FIS, Coppa del Mondo di sci alpino con 5 gare in provincia, rugby al Pago, weekend di fuoco domani, l'ultimo anticipo, poi il Memorial Bortoluzzi. E ovviamente adesso ancora per quanto riguarda lo sport, Axel, dalla festa dello sport al GP d'Italia, resto molto legato al nostro territorio, si parla ovviamente del pilota di Superbike Axel Bassani. Ma adesso spazio al Giro d'Italia che è qui in provincia di Belluno, il tricolore prima del giudizio, il campione d'Italia Zana vince all'ombra del Civetta, Roglic e Thomas appaiati, Almeida perde oggi il tappone. Ed ecco appunto così al Giro, ordine di arrivo della 18ª tappa che è arrivata appunto in provincia di Belluno nel comune di Val di Zoldo, primo Zana, secondo Pinot, terzo Varguil, quarto G e quinto Paré in 3. Zana, la fuga giusta che sfida con Pinot, volevo la vittoria, il vincitore di tappa, ho coronato un sogno, lavoro da tanto tempo per questo, nello sprint abbiamo giocato sporco entrambi, sentivo di poter dire la mia. Bettini, salita a Coi e discesa, il pezzo forte della corsa, avrei voluto affrontarle. E tante le immagini che potete trovare in questa pagina del Corriere delle Alpi riferite a come i tifosi hanno accolto il Giro d'Italia in provincia di Belluno, tifo che spinge sulle salite più dure, queste strade sono uno spettacolo. Ecco ancora fotografie dei tifosi che hanno decorato le proprie abitazioni e le vie in cui è passato il Giro con tanti fiocchi e palloncini rosa. Pramio, poeta in bicicletta, a Palafavera Eroco Moser. Protagonisti anche i gelatieri, in TV il gelato Pom Pelmo.
La salita a Coi non potrà più mancare, le 3 cime mi aspetto ancora strategia. Il direttore della Corsa Rosa, Mauro Vegni, è stata bellissima, queste ultime tappe sono state spettacolari. E a proposito del Giro d'Italia nel Bellunese, Nibali ad Auronzo a 10 anni dall'impresa, oggi la tappa regina ed ecco la tappa, partenza alle ore 11:35 da Longarone, si proseguirà per Ponte nelle Alpi, Belluno, Massa, La Stanga, Agordo, Cencenighe, Alleghe, Caprile, Digonera, Salesei di Sopra, Pieve di Cadore, Arabba, con il passo Campolongo si arriverà in provincia di Bolzano, passando per Corvara in Badia, La Villa e San Cassiano, si ritornerà in provincia di Belluno con il passo Valparola, il passo Falzarigo, Canedo, Cernadoi, Rucavà, Belvedere di Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Rifugio Fedare, Passo Giau, Pocol, Cortina d'Ampezzo, Passo Tre Croci, Bivio per Misurina e infine le 3 cime di Lavaredo previste per indicativamente le 16:52 per concludersi alle 17:36 ed ecco appunto la tappa e le iniziative in provincia di Belluno. Belluno diventa elettrica, molti big alla tappa del Giro Esce, svolto anche questo giro appunto che ha coinvolto il capoluogo, bella festa in Piazza dei Martiri, però la città ha risposto in tono minore, i bambini della quinta B dell'Istituto Agosti premiati per il concorso Bici in Bici. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo sereno o poco nuvoloso, di pomeriggio su rilievi e zone limitrofe a tratti parzialmente nuvoloso, precipitazioni, qualche pioggia su Dolomiti e Prealpi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.